Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, corona di tutti i santi, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Ci troviamo oggi qui per celebrare insieme la festa di Sant'Antonio Abate nel giorno del Signore, portando anche la nostra attenzione al mistero della croce, e quindi benediremo una nuova croce che è stata collocata nel piazzale. Benediremo colui che ha indicato Gesù, il suo precursore Giovanni Battista, tutti strumenti che sono indicatori di Gesù Cristo, del nostro Signore. Nel Vangelo della domenica di oggi si vede il mistero di quel miracolo delle nozze di Cana, e il miracolo serve per indicare sempre e solo Gesù Cristo. Quindi il nostro obiettivo oggi è quello di guardare sempre a Gesù. Non dobbiamo lasciarci o farci distogliere da altro. Anche i miracoli a volte possono distogliere il nostro sguardo dallo sguardo di Cristo. E quando Gesù compie il miracolo di cambiare l'acqua in vino, i discepoli credono in lui perché ha fatto un'opera prodigiosa, però non si fermano al vino, non si fermano a quel gesto che Gesù ha compiuto, ma vanno oltre. Poteva anche non esserci quel miracolo. L'importante è che con loro c'era Gesù. E allora oggi possiamo dire che la nostra riflessione, la nostra preghiera deve andare a Gesù. A Gesù che ci vuole guidare e ci dice come deve essere la nostra vita, come un amore che si dona totalmente fino a dare la sua vita su quella croce. Questo è il nostro metro, il nostro stile di vita. E allora continuiamo la nostra preghiera ascoltando un brano del Vangelo di Matteo. In quel tempo Gesù, vedendo le folle, salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore. Gloria a Cristo. Ci sediamo. Perché è riuscito a seguire Gesù abbandonando tutte quelle cose che potrebbero
sviarci da questa sequela. Cosa vuol dire? Che tante volte noi siamo circondati da pesi, da circostanze, persone, situazioni che non ci fanno vedere chi è Gesù Cristo. A volte lo offuscano, a volte il religioso può coprire il contenuto della nostra fede. È questo che tante volte noi cristiani purtroppo proviamo nella nostra fede. Perché? Perché noi abbiamo bisogno di segni, noi vogliamo vedere segni, vogliamo toccare. Se non tocchiamo, se non vediamo, siamo come San Tommaso. Gesù, tu puoi essere risorto, puoi aver fatto tutto quello che vuoi, però se io non vedo, non ci credo. È lì che si pesa la nostra fede. Allora noi non abbiamo bisogno di chissà quale segno miracoloso per capire ed essere confermati nella nostra fede. Io non voglio nulla contro la Madonnina, anzi, voglio che mi protegga e mi benedica. Però credo che lei ci insegni che il nostro cammino non è un cammino di ricerca di un segno, ma è un cammino di costanza. Cioè ogni giorno io devo avere fede in Gesù, altrimenti la vita santa dove la vediamo? Come facciamo a vederla? I santi sono coloro che si sono impegnati ogni giorno soffrendo, però rimanendo ancorati a Gesù, e poi la Chiesa li ha riconosciuti santi. Forse ce n'è qualcuno che conoscete che vi sta molto caro. Elisabetta Sanna sarà sicuramente a breve beata, ma questa donna io non penso che sia stata lì a sbandierare ai 420 che lei era cristiana, che lei faceva quest'altro per Gesù. Il suo impegno era quello di amare il Signore e basta. Poi chi l'ha conosciuta, si è resa conto che probabilmente quella figura era una figura di santità. I cristiani, all'inizio del cristianesimo, venivano riconosciuti perché? Perché si riunivano nel giorno del Signore, nella domenica, pregavano, cantavano inni a Dio, però diventiamo strumenti di carità, probabilmente un segno, un grande miracolo lo diventiamo noi stessi, senza magari andare via amareggiati. Perché non si celebra la messa, perché le cose non vanno come vogliamo, ma le cose non andranno mai come noi vogliamo. Noi possiamo calcolare e fare tutti i nostri piani, i più belli, e dire io voglio che la mia vita vada così e così sarò felice, e purtroppo non è questo. Sant'Antonio, ma chi gliel'ha fatto fare a buttare tutto via per stare appresso a Gesù? Eppure ha trovato la sua felicità, e noi oggi lo ricordiamo come un santo. Vedete cosa succede nella vita? Che quando noi siamo pronti a rinunciare a noi stessi per fidarci di Dio, allora diventiamo una meraviglia stupenda. Ma se tratteniamo, poi è difficile che la grazia faccia il suo operato. E allora cosa vorrei comunicare? Che dovremmo essere pronti a lasciare completamente la nostra vita per quella di Dio. Se io non sono pronto a rinnegare me stesso, passeranno galli che cantano e io rinnego Gesù. È questo che da cristiani, da ministri di Dio, dovremmo riflettere.
sbagliano i fedeli, sbagliano i preti, sbagliano i vescovi e quant'altro. Siamo tutti sulla stessa barca di Pietro che sta camminando in questo mare e chissà quando arriverà all'approdo ideale e giusto che tutti stiamo cercando. E però viene chiesto a ciascuno di noi di fidarci ciecamente. Maria da Gesù va a bussa e dice: Gesù, guarda che questi qua a tavola non hanno più vino. Oh donna, ma cosa vuoi da me? Non ti devi preoccupare, non è giunta la mia ora. E quando arriva l'ora di Gesù è lui che sa quando intervenire. E quando interviene tutti rimangono stupiti. E il gesto successivo è quello di credere in quello che Gesù fa. È bello vedere questi passaggi che il Vangelo ci fa gustare, però non dovremmo mai fermarci alla bellezza di quello scritto e vederlo lontano da noi. Perché la Chiesa siamo noi adesso, siamo noi che stiamo camminando verso il Signore Gesù, che stiamo aspettando la sua venuta nella gloria, quando verrà a giudicare i vivi e i morti. E allora lì siamo pesati su quanta carità siamo riusciti a mettere in pratica durante questa vita. Penso che non piace a nessuno un domani trovarsi davanti al Signore e dire: Signore, io ho avuto un po' di trattenute, non mi sono mai donato come avrei dovuto. E il Signore cosa ci dice? Figlio caro, per quanto posso essere misericordioso e abbiano fatto nella Chiesa il Giubileo della Misericordia, se non hai fatto, non hai fatto. Se non hai vissuto nell'amore, nella carità, ogni giorno, cosa posso farci io? Posso fare ancora un'altra iniezione di misericordia alla fine del giudizio universale? Ci proverò, però al tuo posto io non mi posso mai mettere. Il Signore è questo, È uno che ha sempre cercato di metterci sulla barca per portarci al sicuro, e noi tante volte invece preferiamo nuotare con le nostre forze. Solo che uno nuota oggi, domani, poi le forze finiscono, non ce la facciamo più. Poi c'è qualche salvagente dove ci possiamo aggrappare e salvarci. Diversamente la nostra vita un po' fa acqua. E queste riflessioni non vogliono essere per scoraggiarci, ma per stimolarci un pochino, perché il nostro cuore a volte si adagia, si è fatto sempre così e continuiamo ad andare avanti. Invece nell'anno della misericordia dovremmo smuovere la nostra fede, vedere come è la nostra preghiera, capire se il mio obiettivo è davvero Gesù Cristo e quindi essere pronti a lasciare tutto per Lui, come ha fatto Sant'Antonio. Essere pronti come San Giovanni Battista a dire: io non sono niente, guardate che viene uno dopo di me, io non sono degno di slegargli il laccio dei sandali. E lui vi battezza il Spirito Santo e fuoco, il Messia. E quindi San Giovanni Battista si fa piccolino, si mette in un angolo, preparo solo la strada al Signore, è lui l'importante. Lo fanno i santi e non siamo capaci noi di fare la strada al Signore, di metterci in un cantuccio e dire: Signore, io devo solo contemplare la grandezza della tua venuta in questa terra, e quindi il mistero della croce. Io guardando quel crocifisso dico: Gesù mi ha amato sino a questo punto. È una cosa bellissima. E allora guardare le mie famiglie, tra marito e moglie, com'è l'amore? Che tipo di amore fonda le nostre famiglie? E tra i genitori e i figli, che tipo di rapporto c'è? Tra fratelli, tra famiglie,
Chiesa siamo tutti uniti da questo amore che Gesù ci ha insegnato. Ecco che in questa domenica dovremmo tenere proprio a mente questo: Gesù, lo sposo che ama la Chiesa, sua sposa, di un amore così grande fino a versare il sangue per lei, versare il sangue per ciascuno di noi. E se noi siamo Chiesa e abbiamo ricevuto questo influsso, questo mare di grazia, di sangue che Gesù ha messo nei nostri cuori, cosa ne facciamo di questa grazia? La facciamo emergere, cerchiamo di far portare frutto, oppure la vogliamo tenere tutta per noi e dire no, sono intransigente, questa cosa che io voglio custodire per sempre nella mia vita rimane così come dico io, punto e basta. A volte noi siamo così. E invece no. C'è più gioia nel donare, anche se ci fa male donare, che è questo che deve alimentare i nostri passi. Poi alla fine siamo tutti strumenti e di passaggio. Io oggi ci sono, magari domani non ci sarò più, e così ciascuno di noi. E questo vuol dire che non possiamo tenere gelosamente quello in cui crediamo, ma dobbiamo darlo, dobbiamo donarlo, perché solo donando poi avrà un futuro. E in questo modo parlo anche della Madonnina. Il suo futuro certamente non siamo noi. Noi possiamo dire di custodirla, preservarla, cercare di andare chissà dove, però abbiamo il tempo scaduto. Sappiamo che forse fra 50 anni ancora saremo vivi. Io me lo auguro almeno di arrivare a 80 anni. Ne ho 30. Freschi, il 1 gennaio li ho fatti. Quindi, però capisco già che la mia vita non può essere lunghissima e quindi il mio impegno non deve essere un impegno che rimane solo con me e che una volta che io non ci sono più tutto svanisce. No, l'impegno deve essere un impegno che semina perché qualcun altro possa raccogliere. È questo che dobbiamo fare, come Gesù. Gesù ha seminato e adesso siamo noi nel tempo dello Spirito Santo che stiamo raccogliendo quello che Lui ha insegnato e siamo invitati ancora una volta ad annunciare quel mistero. È bello parlare così in un modo tra il religioso e la nostra vita, tra un modo istituzionale e un po' familiare. Perché Gesù è questo. Quando c'era da prendere posizione, la frusta era pronta e buttava tutti fuori. Ma quando c'era da dare una carezza non si risparmiava, anzi è riuscito proprio ad amare tutti in un modo grandioso. E allora voglio lasciarvi proprio questo nel cuore, che la Chiesa non è mai né cattiva né tantomeno tiranna, ma è sempre madre. È una Chiesa madre e soprattutto sposa. E voi, le spose soprattutto, sanno cosa vuol dire essere amate. Immaginatevi come si sente la Chiesa, amata da Gesù. Uno sposo fantastico, che tutti quanti vorrebbero. E allora, se Gesù ama così la Chiesa,
Chiesa è da amare, è una creatura splendida che Dio ha messo nelle nostre mani. E quindi la Chiesa non fa le guerre, non ci viene contro, anzi cerca solo come una sposa e una madre di tenerci per mano, di prenderci in braccio, di darci baci, di accarezzarci. E questo non vediamola mai come una realtà che vuole il dominio su tutto, anche perché se i ministri fossero tutti come me, non penso che ci siano tante paure o preoccupazioni. Sono abbastanza buono. Anzi, a volte anche troppo, qualcuno cerca di schiacciarmi, sono un po' sottile, però non sempre magari ci riesci, perché anche la formica quando la schiacci si gira. Va bene, questa oggi è stata una battuta per un piccolo sorriso. Allora vogliamo continuare la nostra preghiera facendo le preghiere dei fedeli che vogliamo secondo il formulario che è previsto per la benedizione della nuova croce e della statua di San Giovanni Battista. Ci mettiamo in piedi. Supplichiamo con fede Dio, Padre misericordioso, con la potenza dello Spirito Santo, Egli continuamente santifica la Chiesa e ci offre nelle sorelle e fratelli santi una fedele immagine di Cristo suo Figlio. Preghiamo insieme e diciamo: per intercessione di San Giovanni Battista, salvaci Signore. Per intercessione di San Giovanni Battista, salvaci Signore. Dio, fonte di ogni santità, che fai risplendere nei santi i prodigi della tua grazia, concedi a noi di riconoscere in loro i segni della tua grandezza. Preghiamo. Per intercessione di San Giovanni Battista, salvaci Signore. Dio di infinita sapienza, che hai costituito gli Apostoli come colonna e fondamento della Chiesa di Cristo, conferma il tuo popolo nell'adesione piena e cordiale al loro insegnamento. Preghiamo. Per intercessione di San Giovanni Battista, salvaci Signore. Tu che hai dato ai martiri la fortezza per testimoniare il Vangelo fino all'effusione del sangue, rendici fedeli testimoni del tuo Figlio. Preghiamo. Per intercessione di San Giovanni Battista, salvaci Signore. Tu che hai ispirato alle vergini il santo proposito di imitare Cristo, vergine povero e obbediente, fa che non manchi mai alla Chiesa il segno della verginità consacrata, come testimonianza dei beni futuri. Preghiamo. Per intercessione di San Giovanni Battista, salvaci Signore. Tu che riveli la tua presenza in tutti i santi e manifesti in loro il tuo volto e la tua parola, concedi al popolo cristiano che li onora di sentirsi sempre più unito a te, sommo bene. Preghiamo. Per intercessione di San Giovanni Battista, salvaci Signore. Preghiamo. Dio, fonte di ogni grazia e santità, guarda con amore i tuoi fedeli che hanno preparato questa immagine di San Giovanni Battista, amico ed erede di Cristo, fedele testimone del Vangelo. Donaci di sperimentare l'efficacia della sua intercessione presso il trono della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedici, Signore, questo sale, come ordinaste al profeta Eliseo di risanare l'acqua con il sale. Fa che mediante questo duplice segno di purificazione siamo liberati dalle insidie del maligno e custodisci dalla presenza del tuo
tuo Santo Spirito, per Cristo nostro Signore. Amen. Dio Onnipotente, origine e fonte della vita, benedici quest'acqua e fa che di noi, tuoi fedeli, aspersi da questa fonte di purificazione, otteniamo il perdono dei nostri peccati, la difesa dalle insidie del maligno e il dono della tua protezione. Nella tua misericordia donaci, o Signore, una sorgente di acqua viva che zampilli per la vita eterna, perché liberi da ogni pericolo possiamo venire a te con cuore puro. Adesso aspergo poi aspergiamo la statua di San Giovanni Battista e la incensiamo. Benedizione della croce la facciamo prima qua dentro, poi magari esco solo io, se no se ci muoviamo tutti per tutto è un po' male. Ti benediciamo, Signore Padre Santo, perché nella ricchezza del tuo amore, dall'albero che aveva portato all'uomo morte e rovina, hai fatto scaturire la medicina di salvezza e di vita. Il Signore Gesù, sacerdote, maestro e re, venuta l'ora della sua Pasqua, salì volontariamente su quel legno e ne fece l'altare del sacrificio, la cattedra di verità, il trono della sua gloria. Innalzato da terra trionfò sull'antico avversario e avvolto nella porpora del suo sangue, con amore misericordioso attirò tutti a sé. Aperte le braccia sulla croce offrì a te, o Padre, il sacrificio della vita e infuse la sua forza redentrice nei sacramenti della nuova alleanza. Morendo rivelò ai discepoli il senso misterioso di quella sua parola, il chicco di grano che muore nei solchi della terra produce una messe abbondante. Ora ti preghiamo, Dio Onnipotente, fa che i tuoi figli, adorando la croce del Redentore, attingano i frutti della salvezza che egli ha meritato con la sua passione. Su questo legno glorioso inchiodino i propri peccati, infrangano la loro superbia, guariscano l'infermità della condizione umana, traggano conforto nella prova, sicurezza nel pericolo e forti della sua protezione percorrano incolumi le strade del mondo, fino a quando tu, o Padre, li accoglierai nella tua casa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ora io esco con l'incenso fuori sulla croce per incensarla e fratelli possiamo fare un canto.
adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Benedetto Dio nostro Padre, creatore del cielo e della terra, nel pane quotidiano tu ci doni un segno della tua bontà e l'alimento essenziale della tavola di famiglia. Stendi la tua mano su di noi e su questi pani che ti presentiamo nel ricordo di Sant'Antonio Abate e concedi a tutti i tuoi figli che abitano in ogni parte della terra il cibo necessario per il nutrimento del corpo e la tua parola di vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Segno di Sant'Antonio è anche il fuoco, e quindi adesso ci dirigiamo fuori portando con noi la statua di Sant'Antonio Abate e benediremo quel fuoco, poi rientreremo qui in chiesa e prenderemo i panni. Astri del cielo, benedite il Signore. Fuoco e calore, benedite e tenebre, benedite il Signore. Folgori e nubi, benedite il Signore. Figli dell'uomo, gloria nei secoli. Sant'Antonio Abate, prega per noi. Sant'Antonio Abate, prega per noi. Sant'Antonio Abate, prega per noi. Bello, È il colpo. Allontanato. Preghiamo. Sii benedetto Dio Padre Onnipotente, tu in principio hai creato la luce e hai acceso nell'uomo, fatto a tua immagine, la scintilla del tuo amore. Con una colonna luminosa hai guidato il tuo popolo errante nel deserto, verso la terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo Figlio,
a portare nelle nostre tenebre l'ardente luce della verità e della grazia, e dopo la sua gloriosa ascensione hai effuso la fiamma del tuo Spirito sulla Chiesa nascente. Benedici questo fuoco nella festa di Sant'Antonio Abate e fa divampare nei nostri cuori l'incendio della tua carità per Cristo nostro Signore. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E ora, per rientrare in chiesa, seguendo Sant'Antonio Abate che ci precede, facciamo 3 giri di fuoco. Pian piano, preghiamo insieme, diventiamo tutti comari e compari e poi facciamo festa. Un po' caldo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. piena di grazia, il Signore è con te. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, Il frutto del tuo seno, Gesù. Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
concepita senza peccato, pregate per noi che ricordiamo a voi. Gesù mio, Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime. Madre del buon consiglio, Prega per noi, Madre del Creatore, prega per noi, Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Finito. È un gancio gli facciamo, glielo mettiamo lì, lo postiamo. tabernacolo Lo sai. dell'eterna gloria, dimora consacrata a Dio, rosa mistica, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della pace, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio. Il Signore sia con voi. Dio, gloria e letizia dei Suoi servi fedeli, che ci ha dato in Sant'Antonio Abate un segno della Sua protezione, faccia risplendere il Suo volto su di voi. Amen. L'intercessione di Sant'Antonio Abate vi liberi dai mali presenti e il suo esempio vi sproni a vivere secondo il Vangelo nel servizio di Dio e dei fratelli. Amen. Possiate godere con Maria, regina di tutti i santi, la gioia e la pace di quella patria nella quale la Chiesa esulta in eterno per la comunione gloriosa di tutti i suoi figli. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Tanti auguri a tutti coloro che portano il nome di Antonio, buon onomastico, buona domenica a tutti voi, alle vostre famiglie. Grazie. E possiamo sempre vivere e rimanere nella pace del Signore Gesù. Grazie a voi. Adesso vi do il pane e le immagini.